Amici di Directa Sport, un cordiale buon pomeriggio dal Palacus di Cagliari, quarta giornata del campionato di Serie A2 femminile. Tra qualche minuto su questo campo avrà inizio la sfida tra le padrone di casa del CUS Cagliari e l'Ecoprogram Castelnuovo Scrivia, una partita che vado a presentare in compagnia di Fabio Colnaghi, che è dirigente proprio di Castelnuovo Scrivia, formazione che arriva a questa partita in una condizione un po' particolare, dal punto di vista fisico non benissimo, però 2 vittorie consecutive che vi hanno dato slancio e vi stanno portando nelle zone medio-alte della classifica. Sì, 2 vittorie importantissime, sia la gara casalinga con Carugate che a Marghera. Per noi sono stati tanta roba, come si usa dire. Arrivare qua a Cagliari con 4 punti per noi è importante. Adesso oggi ci arriviamo in una situazione di, diciamo, fisica non bellissima, anche se poi arrivando qua abbiamo saputo che anche il CUS non è messo tanto bene, anche lui. Mi dispiace per le giocatrici, ovviamente. Egoisticamente, insomma, noi abbiamo Lidia Cazzisci che all'esordio in A2 ha avuto un impatto al di là delle nostre aspettative, è andata benissimo sia contro Carugate che a Marghera. A Udine non c'era per problemi di tesseramento e purtroppo oggi, insomma, fatto salvo imprevisti, non dovrebbe scendere, anche se una remota possibilità c'è, però anche gli allenatori preferirebbero preservarla. Poi Colli e Lubenovic hanno avuto problemi muscolari in settimana, vediamo, insomma, dovranno usare un po' il bilancino oggi gli allenatori per vedere di non... Dall'altra parte c'è il CUS, che secondo me è una squadra comunque, soprattutto poi in casa, da prendere molto con le pinze, perché non ci si può basare sul rendimento esterno del CUS Cagliari, perché per esperienza vediamo che le trasferte lunghe sono un massacro, cioè ti svegli presto, parti, aerei, spostamenti, cioè non è semplice, per cui ci sta che poi quando vai a giocare in trasferta fai più fatica, prendi i parziali, reggi magari fino a un certo punto, poi non ce la fai più. Situazioni che le squadre sarde conoscono molto bene, che devono affrontare una volta ogni 2 settimane. Ricordiamo le defezioni in casa CUS Cagliari, tra le varie, insomma, anche delle giocatrici molto importanti come Borsetto, come Tomasovic, come Sorrentino. Indubbio Rossi, che ha effettuato il riscaldamento, ma ancora, insomma, non sappiamo se riuscirà a essere della partita. C'è una curiosità, mi faccio portavoce un po' anche degli appassionati sardi, ed è quella di conoscere che impatto ha avuto nella vostra realtà una vecchia conoscenza del basket isolano come Anna Ljubenovic. A giudicare dai numeri si è ambientata subito. No, Anna si è ambientata benissimo, sia diciamo a livello umano col gruppo, sia a livello tecnico. Per adesso assolutamente niente da dire. Anna porta esperienza, porta tecnica, porta una capacità di essere sempre dentro la partita che non è comune, cioè, per noi è stato un innesto importante, anche perché sotto canestro quest'anno, soprattutto se poi non avremo magari Lidia, siamo un po' corti rispetto all'anno scorso, per cui un elemento dell'esperienza e della qualità di Anna per noi è importante, e fino adesso non possiamo che essere contenti dell'impatto che ha avuto con noi. Ricordiamo un'assenza pesante per voi, tra le altre anche quella di Corradini, giocatrice che ha avuto un passato anche in nazionale. Ripercorriamo un po' quelli che sono i temi della vostra stagione. Lo scorso anno un'annata forse anche al di sopra delle aspettative dal punto di vista soprattutto dei playoff, perché siete arrivati fino ai quarti di finale eliminando Empoli, che era la testa di serie numero 2 del tabellone, una sorta di miracolo negli scorsi playoff. Nel vostro percorso di crescita magari quest'anno c'è in programma uno step in più? No, il programma è sempre la salvezza, possibilmente una salvezza tranquilla. L'anno scorso abbiamo fatto molto di più di quello che avevamo preventivato inizio stagione. Anche l'anno scorso eravamo partiti per salvarci, poi strada facendo gli allenatori e lo staff tecnico, le giocatrici, la società hanno fatto un autentico miracolo. Essere arrivati a giocarsi la semifinale con Ferrara è stato un sogno per noi. Non credo, spero di sì, ma considerando anche il livello del girone di quest'anno, che
potremmo ripetere un risultato del genere. Noi saremmo felicissimi di salvarci tranquillamente, di strapparci delle belle soddisfazioni ogni tanto, magari battendo, giocandocela alla pari. Credo che al completo noi siamo una buona squadra che tecnicamente può mettere in difficoltà molti, però l'asticella quest'anno secondo me si è alzata un pochettino rispetto all'anno scorso, per cui è difficile, ripeto, per noi l'obiettivo è la salvezza. Chiudiamo allora questa copertina di presentazione perché manca ormai pochissimo all'inizio della partita. Grazie mille al mio ospite Fabio Colnaghi, dirigente di Castelnuovo Scrivia. Ora una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo in diretta sempre dal Palacus di Cagliari. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Nasce l'anello. A Diosa non poto riposare. Un gioiello pensato e realizzato dalla gioielleria di Sebastiano Rosas a Nuoro. L'anello a Diosa, simbolo di unione e amore per la persona che ami. Lo trovi solo a Nuoro, presso la gioielleria Rosas, in Corso Garibaldi 99, telefono 0784 31 102. Amici di Directa Sport, bentornati in diretta dal Palacus di Cagliari, quarta giornata del campionato di Serie A2 femminile, girone nord. Qui a Saduchessa va in scena una sfida del tutto particolare tra formazioni falcidiate praticamente dagli infortuni, come abbiamo detto nella copertina di presentazione. Il CUS dovrà fare a meno di alcune delle sue migliori interpreti, non ci saranno infatti per vari motivi all'interno di questa sfida Sorrentino, Borsetto, Tomasovic e molto probabilmente anche Rossi, anche se è a referto con le compagne, condizioni quasi proibitive dunque per coach Federico Sciascia, che ha a propria disposizione una rotazione veramente ridotta quest'oggi ai minimi termini. D'altra parte Castelnuovo Scrivia dovrà fare gioco forza a meno della forte ed esperta playmaker Corradini, così come abbiamo detto nel corso della copertina di presentazione realizzata con il dirigente Fabio Colnaghi. C'è il pivot Cazzisci, arrivata dalla Serie C, pensate subito con grande impatto in A2, non condizioni perfette però per lei, vedremo se sarà della partita. E anche Ljubenovic, vecchia conoscenza della pallacanestro isolana, così come Colli, non sono al massimo della forma per dei problemi muscolari. Tutto pronto per l'inizio della partita, che verrà arbitrata da una coppia interamente milanese. Si tratta di Francesca Finazzi e Cristina Mignogna. Allora andiamo a dare conto degli starting 5 delle due formazioni. Per il CUS Cagliari va a saltare per la palla A2 Eugenia Caldaro, assieme a lei Giulia Ridolfi, poi ancora con la canotta numero 14 parte in quintetto Federica Madeddu, giovanissima, con la canotta numero 15 c'è invece Rachele Niola, con la canotta numero 4 invece spazio a Lavinia Gaetani. Dunque un'ottima rappresentanza, direi, del settore giovanile CUS in questo starting 5 pressoché ridotto ai minimi termini, come già detto e ricordato in più di un'occasione, il roster di coach Federico Sciascia. Diamo uno sguardo anche al quintetto di Castelnuovo Scrivia, con un ultimo mercato nel corso dell'estate. Sono arrivate in Piemonte Ana Ljubenovic, ma anche Tai Madonna, protagonista in A1, la ricordiamo anche con il Geas Sesto San Giovanni. Allora
completano lo starting five Adelaide Algeri, che è anche il capitano di Castelnuovo, con il numero 10. Con il 13 c'è Claudia Colli, che parte in quintetto, così come Ljubenovic, nonostante i problemi di cui vi abbiamo parlato in precedenza. Con il 33 c'è anche Claire Giacomelli per Castelnuovo, partita che è iniziata da circa 40 secondi, il punteggio non si è ancora sbloccato, Castelnuovo potrà avere a propria disposizione una rimessa dal fondo affidata alle mani di Giacomelli, e poi Tai Madonna condurre le azioni in zona d'attacco, presa in consegna da Gaetani, l'uscita sul lato opposto e poi la palla in post per Giacomelli, che tenta la partenza contro Niola, tiene bene però la posizione difensiva, poi si va in ricezione profonda da Ljubenovic, qui Caldaro prova a usare un po' le mani in zona difensiva per arginare le grandi doti, soprattutto fisiche, di Ana Ljubenovic, oltre che ovviamente tecniche. Va a spendere il fallo Eugenia Caldaro, una delle novità, pian piano le andremo a elencare nel corso della stagione del CUS Cagliari, anche lei molto giovane, classe 96. Intanto palla in punta per Ljubenovic, che ha anche dimensione perimetrale, anche se qui sbaglia la conclusione da oltre l'arco. È già pronto il CUS dall'altra parte con Ridolfi, che non affonda la transizione, commette qui una piccola ingenuità, evidente l'infrazione di passi, non ci sono neanche le proteste, infrazione prontamente ravvisata dal duo arbitrale. Dunque rimessa da zona difensiva per la Eco Program, e si continua a non segnare. Coach Pozzi in piedi, così come il suo collega Federico Sciascia. Ora l'end-off per Tai Madonna, anche lei però con una infrazione di passi ha mosso il perno prima di mettere palla per terra. Questa la scelta arbitrale. Allora palla persa da una parte e dall'altra, con Niola che è già pronta a eseguire per il CUS. Ricordiamo che questo sarà un ricchissimo weekend sugli schermi di Directa Sport, un'altra diretta in contemporanea nel nostro pomeriggio. Grande calcio a 5 con il derby sardo che torna dopo diverse stagioni in Serie A2. Città di Sestu e Leonardo sono in campo al Paladante in una sfida che ci sta raccontando il nostro Alessandro Carta assieme a Mattia Bullite. Poi giornata intensissima soprattutto sul fronte del calcio. Domani in eccellenza Muravera Torres, grazie all'impegno della fondazione Sef Torres 1903. Poi ancora la favola dello stintino di Stefano Udassi, impegnato stavolta in casa contro il Taloro Gavoi. Non è finita infatti anche il calcio a 5 femminile Serie A con la sfida tra Cagliari e Ternana. Ancora il motociclismo che torna sui nostri schermi, un graditissimo anzi ritorno con il trofeo Sardegna 71 che vi racconteremo non in diretta bensì in differita dall'autodromo Franco di Suni di Mores. Intanto ancora palla dentro per la ricezione profonda di Ana Ljubenovic, stavolta arriva il fallo sul movimento di tiro e dunque ci sono due liberi per la giocatrice nativa di Lubiana. Primo anno per lei a Castelnuovo Scrivia dopo diverse stagioni in Sardegna, ben 4. Tanto sbaglia Ljubenovic il primo tiro, si continua a non segnare, sembrano stregati questo pomeriggio i canestri dal Palacus. Dicevamo 4 stagioni in Sardegna, abbastanza complicata, mentre arriva il primo punto della partita, abbastanza complicata. Dicevamo l'ultima esperienza al San Salvatore di Ana Ljubenovic, una separazione arrivata anzitempo e non proprio semplicissima, giocatrice che ovviamente ha lunghi trascorsi nella nazionale del suo paese, grandi fondamentali, lo abbiamo visto in post basso lo scorso anno, 10,3 punti e 5,3 rimbalzi di media. In Sardegna ha vestito anche le canotte di Virtus e Astro, ha toccato un po' tutte le realtà del basket femminile isolano, eccezione fatta per il CUS Cagliari. Intanto riprende il centro dell'area Giacomelli, poi la circolazione per andare in angolo dove si prende il tiro sbagliato qui Algeri, poi arriva comunque il canestro per Castelnuovo che dunque inizia bene questa partita, 3-0, 7-10 per chiudere il primo quarto. Gaetani dal palleggio, l'uscita di Madeddu, in punta c'è Ridolfi con il consegnato poi all'indirizzo di Gaetani, è pronta a bloccare Caldaro che poi taglia dentro, palla fuori per Ridolfi, mette palla per terra contro Giacomelli, aiutandosi con il tabellone riesce a realizzare il primo canestro della partita per il CUS Cagliari, mentre Tai Madonna
dall'altra parte accoppiata con Gaetani, l'uscita, il taglio a ricciolo da parte di Giacomelli, che si inventa un tiro contro la difesa di Ridolfi, riesce ad andare a segno per il 5-2, ripristinato il +3 da Castelnuovo. Dunque ripercorriamo anche un po' quello che è stato il cammino di queste due squadre. Il Cus sconfitto di un solo punto a Pordenone con il canestro decisivo realizzato nel finale di partita da Togliani, 69-68 il punteggio, e in quel caso l'ultima vittoria 2 settimane fa su questo campo contro Marghera, 57-52. Castelnuovo che arriva proprio da una vittoria anch'essa contro Marghera, vittoria ben più larga, 80-68 il punteggio finale. In precedenza vittoria per 82-43 contro il Carosello Carugate, dunque 2 successi in fila. All'esordio invece sconfitta contro Udine. Riavvolgiamo il nastro anche per vedere un po' quello che è stato il bilancio delle sfide dello scorso anno tra queste due formazioni. Scrivia che lo scorso anno è giunta, lo abbiamo ricordato con il dirigente Colnaghi in sede di presentazione della partita, giunta settima in regular season, eliminazione della Scotti Empoli, testa di serie numero 2 del tabellone, poi fatto comunque sudare anche Ferrara nei quarti di finale, Castelnuovo arrendendosi solamente per 2-1, mentre arriva l'errore dalla lunga distanza da parte di Claudia Colli. Scorso anno vittoria del Cus su questo campo per 61-50 con 18 punti da parte della giocatrice lituana Julita Bungaite, che c'è sconfitta senza appello per le cagliaritane in quel di Castelnuovo, 63-38 per la Eco Program, che in quell'occasione si avvantaggio dei 17 punti di Salvini. Intanto un altro tiro sbagliato però da Salvini, allora può ripartire il contropiede del Cus, 2 contro 2. Ridolfi non riesce però a trovare spazio, va spalle a canestro da Niola, palla fuori ancora per Ridolfi, il cambio di mano, porta il pallone sulla sinistra leggermente in ritardo, lo scivolamento difensivo da parte di Adelaide Algeri, che dunque va a spendere il secondo fallo della sua partita. 5 minuti 37 secondi al termine del primo quarto di gioco. Castelnuovo è avanti sul 5-4, mentre Niola riceve in angolo, prova la partenza per prendere il centro dell'area, ci riesce, Niola non riesce però ad appoggiare in maniera vincente con la mano mancina. Attenzione a Colli che già dall'altra parte riesce ad andare in una sorta di coast to coast, ma sbaglia anche lei il canestro. Allora altro contropiede per il Cus, vediamo se riescono a realizzare stavolta le universitarie con Gaetani. Qui un pizzico imprecisa con il passaggio, poi il pallone fuori per Ridolfi, stavolta vuole lavorare con pazienza il Cus. Niola arresta il palleggio, cerca di giocare una sorta di alto-basso con Ridolfi, alto-basso che riesce, Ridolfi con l'aiuto del ferro e anche con un pizzico di fortuna riesce a trovare il primo vantaggio nella partita in favore del Cus sul 6-5. Qui buona la partenza di Ljubenovic, controllata qui in qualche modo da Caldaro, trova comunque l'appoggio vincente per il canestro del controsorpasso Castelnuovo sul 7-6, partita che sta facendo abbastanza appassionante e anche vivace. Qui un altro errore da sotto, stavolta a opera di Caldaro per il Cus. Dall'altra parte Castelnuovo che si affida a Tai Madonna e poi il pallone sull'angolo opposto in direzione, qui si trattava di Algeri che perde però il controllo del pallone. Gaetani si tuffa sulla sfera, non riesce però a recuperarla. È già pronto il primo cambio della partita per Castelnuovo. Esce, come detto, Colli gravata di 2 falli. Al suo posto in campo c'è con il numero 8 Annalisa Vitari, giocatrice classe 96 veronese, in passato anche protagonista con le canotte di Magica Castel San Pietro e College Italia. Sta realizzando 5 punti e 3,7 rimbalzi di media a partita. Il lavoro sul blocco da parte di Tai Madonna, che però non riesce a concludere prima della sirena dei 24 secondi. Palla persa da Castelnuovo, situazione di equilibrio che permane qui al Palasport di Sa Duchessa a Cagliari. Vantaggio Castelnuovo 7-6, con il Cus molto combattivo nonostante le tantissime assenze. Le ricordiamo: Borsetto, Tomasovic, poi ancora Sorrentino assenti, 3 perni praticamente di coach Federico Sciascia. D'altra parte vedremo se
riuscirà a scendere in campo Katsisci. Intanto buon recupero di palla qui da parte della formazione ospite con Giacomelli che prende il centro dell'area, alza la parabola, sbaglia lei stessa, recupera il rimbalzo e riesce a realizzare con questo tiro abbastanza strano, cadendo all'indietro. Canestro del +3 Castelnuovo sul 9-6. A brevissimo ci sarà un cambio per il Cus, vedremo di chi si tratterà. Intanto errore dalla lunga distanza, non riesce ad arrivare sul rimbalzo Caldaro, buon lavoro anche con il tagliafuori da parte di Castelnuovo. Ora palla in angolo per Vitari, si torna fuori dove c'è Giacomelli che però esita un istante al momento di mettere palla per terra, anche per lei arriva l'infrazione di passi. Intanto cambio per il Cus con l'ingresso in campo, il primo della partita, di Valentina Zucca che rileva Rachele Niola. Valentina Zucca è una guardia del 2001, dunque giovanissima. Vedremo quale sarà il suo impatto all'interno di questa partita quando mancano 3 minuti e 13 secondi al termine del primo quarto di gioco. C'è un cambio anche per coach Fabio Pozzi, il Cus ha perso il pallone, entra con il numero 14 per Castelnuovo, si tratta di Sara Giangrasso, ed esce con il numero 10 Adelaide Algeri. Intanto il pallone consegnato per Madonna, fronteggiata come sempre da Gaetani, l'uscita da parte di Giangrasso, il pallone è sempre oltre l'arco, Madonna lavora sul blocco di Vitari, manda per aria il tiro da 3 punti, sbagliato, buon lavoro al rimbalzo stavolta da parte del Cus che ora si affida a Federica Madeddu. Attenzione perché Madeddu scivola in maniera abbastanza pericolosa, perde il controllo del pallone, dall'altra parte va a realizzare Giangrasso, prima frattura allora tra le due squadre all'interno di questa partita. 11-6 Castelnuovo rischia l'ennesima palla persa, il Cus ora evitata grazie al grande impegno di Gaetani, non riesce però a salvare in qualche modo il possesso del pallone la giocatrice Custina perché arriva l'infrazione di 8 secondi. Dicevamo prima frattura tra Cus e Castelnuovo, vantaggio ospite sull'11-6, 2:35 per andare al primo mini intervallo. E ora c'è una piccola pausa per asciugare anche il parquet in seguito al tuffo da parte di Gaetani. Vedremo se verrà rischiata allora Chiara Rossi. Per il momento invece abbastanza serena in panchina Katsisci, giocatrice grande impatto in queste prime settimane di campionato per Castelnuovo, sta realizzando 16 punti e 7,5 rimbalzi di media. Qualche problema di tesseramento per lei nell'esordio contro Udine, non è potuta scendere in campo. Intanto riprende il gioco, il tiro preso e mandato a segno con mano molto morbida, la conosciamo, Ana Ljubenovic per il 13-6. Ora si è alzata anche la pressione difensiva da parte di Castelnuovo, il Cus dall'altra parte con Ridolfi chiamata quest'oggi a prendersi ancora più responsabilità offensive del solito. Stavolta cercava un buono scarico almeno nelle intenzioni all'indirizzo di Caldaro. La palla termina però oltre la linea di fondo. Allora interruzione della partita per un time out chiamato da coach Federico Sciascia. 2:13 per chiudere il primo quarto, vantaggio Ecoprogram al Palacus per 13-6. Siamo tornati in diretta dal Palacus di Cagliari, 2:13 come detto per chiudere il primo quarto di gioco, vantaggio Ecoprogram sul 13-6. Intanto torna in campo Rachele Niola ed esce Lavinia Gaetani per il Cus. Gaetani, anche lei molto giovane, anche lei del 2001, quasi 8 minuti in campo a Pordenone, oltre 6 all'esordio contro Carugate, non è ancora riuscita a realizzare in questo campionato. Intanto seguiamo l'attacco da parte della Ecoprogram che si affida a Ljubenovic, a palla fuori coi tempi giusti, creato lo spazio per il tiro da 3 punti
che Vitali però non riesce a realizzare. Allora rimbalzo Cus con Niola che serve Valentina Zucca, l'uscita di Caldaro che fa circolare poi per Niola, arriva il blocco da parte di Ridolfi che poi taglia dentro, un po' di confusione all'interno del pitturato per il Cus. Buono il movimento comunque di Caldaro che cerca di avvicinarsi verso canestro mettendo palla per terra. Arriva il fallo che le garantirà 2 tiri dalla lunetta alla pivot classe 96, arrivata al Cus Cagliari dall'esperienza con la Velkofin Vicenza la scorsa stagione, finale playoff per la promozione in Serie A, 33 presenze a 4,3 punti di media. Esordito in A3 molto giovane la stagione 2012-2013, sempre a Vicenza, ha maturato un'esperienza anche a Sarcedo nel 2014-2015 e poi alla Spezia nel 2015-2016, 12,6 punti e 6 rimbalzi di media per lei invece in questa stagione con il Cus Cagliari. Il primo libero realizzato e anche il secondo va dentro per Eugenia Caldaro, accorcia il Cus sul -5, 13-8 il punteggio, riceve sulla rimessa Tai Madonna, arriva per dare una mano contro la pressione a tutto campo da parte del Cus Ljubenovic che ora provvede al consegnato, ancora l'indirizzo di Tai Madonna, poi va a bloccare per la giocata a 2, rolla dentro Ljubenovic, la palla ribaltata per Vitali, poi ancora dentro da Ljubenovic, buono l'uso del corpo, sfrutta bene il mismatch con Mateddu in questo caso, nuovo +7 Castel, nuovo 15-8 il punteggio. La formazione di coach Fabio Pozzi sta sfruttando nel migliore dei modi, direi, i vantaggi vicino a canestro, ne ha diversi questo Gym Virtus, soprattutto dell'assenza di Tomasovic per la formazione di casa. Intanto un'altra palla non controllata dalle universitarie, rimessa dal fondo in zona difensiva sempre per Castelnuovo, piede a dare indicazioni coach Federico Sciascia che chiede alle sue ragazze di non uscire dalla partita, manca ancora tantissimo anche se le condizioni sono, come avete visto, abbastanza proibitive. Errore con il tiro dalla media distanza intanto da parte di Giangrasso. Niola con la sua solita intensità attende l'arrivo da parte di Ridolfi, si fa vedere Madeddu che riceve il consegnato, ci mette una mano Vitali, per poco non intercetta il pallone, è pronto il blocco di Caldaro, il pick and roll con Madeddu, ora buon gioco a 2 da parte delle Cussine, gioco a 2 premiato dal fischio arbitrale a 36 secondi dal termine del primo quarto, ancora 2 liberi per Eugenia Caldaro, a segno con un 2-2 in precedenza. Vedremo se si ripeterà la classe 96 ex Velkofin Vicenza. Primo va dentro, 15-9. Aggiorniamo il punteggio allora sul tabellone, ancora Caldaro in lunetta, secondo non va dentro, rimbalzo lungo controllato da Vitali, mantiene il +6. Ora Castelnuovo, la chiamata da parte di Tai Madonna che chiama vicino a sé Giacomelli, riceve ancora il consegnato, si va in post da Ljubenovic, accoppiata con Caldaro, buono il taglio di Madonna, la palla fuori per Giacomelli, preferisce mettere palla per terra piuttosto che prendere il tiro da 3 punti, sbaglia, poi c'è il lavoro al rimbalzo ancora una volta da parte di Ljubenovic, fermata con il fallo, stavolta 2 liberi per la giocatrice slovena. Intanto esce Madonna che va a riposare per la prima volta in questa partita, al suo posto c'è in campo Matilde Repetto, la più giovane in campo, classe 2002, già a segno con una tripla nella sfida contro Carugate. Tanto realizza Ljubenovic il primo tiro a cronometro fermo, 16-9, 15 secondi al termine del primo quarto. Basket femminile protagonista ancora sugli schermi di Directa Sport, vi offriremo poi ovviamente come sempre in settimana anche le immagini della partita della Virtus Cagliari impegnata in casa al Pala Restivo contro Civitanova Marche, impegno esterno invece per il San Salvatore Selargius in questo turno di campionato, impegno abbastanza difficile per le ragazze di coach Fabrizio Staico contro Costa Masnaga, lo scorso anno vincitrice in Coppa Italia. Intanto
Entra in campo anche Aielli, 7 secondi per il tiro del Cus, errore per Ridolfi dopo una buona giocata offensiva direi da parte delle universitarie. Scade il cronometro dopo il primo periodo di gioco. La Eco Program Castelnuovo Scrivia è avanti sul Cus Cagliari a Saduchessa con il punteggio di 19-7 più 8, e allora pausa per noi, poi torniamo in diretta. Tutto pronto per l'inizio del secondo periodo al Palasport di Saduchessa a Cagliari, quarta giornata del campionato di Serie A2 femminile. La Eco Program Castelnuovo Scrivia va a caccia del terzo successo in fila contro un Cus Cagliari falcidiato dagli infortuni. Tantissime giovani che hanno comunque la possibilità quest'oggi, stante varie difficoltà, di mettersi in mostra, di avere un minutaggio magari superiore al solito, e vedremo se riusciranno a sfruttarlo le ragazze rossoblu. Tutto pronto, allora le squadre sono in campo. Tai Madonna, dopo questa brevissima pausa concessa da coach Pozzi, esegue la rimessa in gioco all'indirizzo di Repetto, classe 2002 nella sfida ora contro Aielli, anche lei molto giovane, tiro dalla lunga distanza. Tanto Aielli classe 2000, dunque 2 anni più grande rispetto alla diretta avversaria. Recupero di palla, l'ennesimo da parte di Castelnuovo. Ljubenovic dentro per Vitari, buono l'uso del piede perno contro Ridolfi, che però riesce a usare bene il fisico e a chiudere la via del canestro. Vitari in un modo o nell'altro riesce poi sugli sviluppi dell'azione a tornare sulla sfera e a realizzare il canestro del più 10 rotondo ora da parte di Castelnuovo Scrivia. 19-9. Ora viene punito l'uso delle mani in zona difensiva da parte di Repetto, rimessa da zona difensiva eseguita dal Cus. Ora Madeddu che consegna il pallone ad Aielli. Ridolfi prende l'arrivo ancora una volta da parte di Madeddu, mentre Zucca esce dai blocchi dalla parte opposta. Ancora Madeddu che si deve inventare qualcosa, palleggio, arresto e tiro molto corto. Buon il rimbalzo di Caldaro, fermata però in maniera regolare qui da Giangrasso. Si lotta a terra ora con Ridolfi che prova a mettere un po' di ordine, palla dentro per ancora Caldaro in angolo. Aielli fa saltare Madonna, ha mandato per aria il tiro sbagliato, poi scade il cronometro dei 24 e allora nulla difetto per il Cus, mentre torna in campo, tornerà anzi a breve Rachele Niola. Bisogno la sua esperienza, il Cus classe 93 lo scorso anno, una stagione stellare soprattutto nella prima parte per Niola, una delle migliori per recuperi, esperienza lei anche lontano dalla Sardegna. Nella stagione 2013-2014 ha giocato a Vigarano. Intanto Vitari guarda molto bene verso il taglio di Tai Madonna, segna con il fallo la giocatrice ex Geas, che dunque potrà avere a disposizione anche il libero supplementare. Diventa sempre più ampio il divario tra le due formazioni. Tai Madonna in lunetta arriva dai 20 punti siglati a Marghera, 22-9 il punteggio aggiornato in questo momento sul tabellone, 14-3 con 5 rimbalzi fino a questo momento per la giocatrice italiana di origini però brasiliane, che ora riceve questo passaggio lob molto altruista. Qui cerca Repetto che prova con coraggio a prendere il centro dell'area, errore ancora per Repetto. Caldaro a inseguire il pallone, poi palla persa. Momento della partita davvero in grossa difficoltà da parte della squadra di casa, mentre coach Pozzi
richiama in panchina Ljubenovic, anche per lei ci sono dei minuti di riposo. In campo c'è nuovamente Claudia Colli, esce anche Aglielli per il CUS, torna in campo Gaetani. Allora rimessa in campo per la Eco Program Castelnuovo Scrivia, in vantaggio sempre in maniera autorevole qui a Saduchessa sul 22-9, ripeto, dietro la schiena, sulla pressione da parte di Gaetani. Niola a cercare palla, abbiamo detto è la specialità della casa, qui riesce a guadagnare una chiamata di palla contesa che in virtù della regola del possesso alternato vale il possesso allora al CUS. 8 minuti 3 secondi per andare all'intervallo lungo, vediamo se arriva una reazione da parte della compagine di casa che ora lavora in zona d'attacco con Ridolfi. Palla sul perimetro dove c'è Rachele Niola, attende l'arrivo di Gaetani, il blocco da parte di Caldaro, rolla bene dentro, qui un po' troppo altruista, sceglie di andare in angolo per il tiro da 3 punti sputato dal ferro, rimbalzo parte di Coli che poi si lancia in contropiede, preferisce poi saggiamente attendere l'arrivo delle compagne, attacca ai 24 secondi allora la Eco Program. Qui c'è il taglio a ricciolo non servito da parte di Giangrasso, prova dal palleggio poi Colli, buono il lavoro sulla virata, in ritardo secondo l'interpretazione arbitrale la difesa da parte di Caldaro, anche se Ridolfi ad accusarsi del fallo. Vedremo qual è la scelta degli arbitri. Primo fallo da parte di Ridolfi, tanto altri cambi per coach Sciascia. Ora c'è spazio per Carlotta Zucca con il numero 11, rileva proprio Giulia Ridolfi, primo anno al CUS per lei dopo l'anno e mezzo trascorso alla Virtus Cagliari, in precedenza una mezza stagione anche al San Salvatore e Selagius. Intanto primo libero assegno per Colli che sbaglia il secondo ma è la più attiva, rimbalzo, riesce ad arrivare sul pallone anche se lo trascina poi oltre la linea laterale. Rimessa eseguita dal CUS, 7:20 per andare all'intervallo lungo. Carlotta Zucca ha servito Niola che mette palla per terra nell'accoppiamento con Giangrasso, riesce a trovare un varco in penetrazione, realizza il canestro, vale il punto numero 11 al CUS. Qui il tuffo da parte di Caldaro che poi rischia scivolando sul parquet, il tiro dall'angolo da parte di Vitari è sbagliato, buona applicazione al di là delle difficoltà tecniche quest'oggi per il CUS. Sicuramente starà gradendo comunque in panchina il tecnico universitario Federico Sciascia. Ora Caldaro si propone per la ricezione in post medio, sapiente l'uso del piede perno anche se non arriva ancora il canestro, un pizzico di imprecisione di troppo sotto i tabelloni da parte di Eugenia Caldaro che ha lavorato molto molto bene con i fondamentali e anche con l'1 contro 1, giocate però spesso vanificate da un pizzico di imprecisione come detto. Intanto torna in campo Giacomelli per Castelnuovo ed esce con il numero 14 Giangrasso che ora riceve anche le indicazioni da parte del suo allenatore. 23-11 il vantaggio Castelnuovo Scrivia, lo ricordiamo anche a beneficio di coloro i quali si fossero collegati solamente in questo momento su directasport.it. 6:35 minuti che mancano al termine del secondo quarto, mentre arriva la rimessa dal fondo a opera di Tai Madonna con buona personalità in campo. Intanto Repetto, ci fa piacere sottolinearlo in questi minuti, qui va a subire anche il fallo da parte di Gaetani nel duello tra giovanissime. Lo ripetiamo, Repetto classe 2002, Gaetani classe invece 2001. Il fallo di Gaetani vale questa rimessa eseguita l'indirizzo ancora di Tai Madonna. Niola metterle pressione, l'uscita dai blocchi qui da parte di Colli, va a cercare il pallone, aggressiva sulla linea di passaggio Caldaro, come detto non sta mancando l'impegno se non altro al CUS che qui deve difendere la stoppata di Niola su Tai Madonna. Vediamo se parte la transizione rossoblu. Ora Valentina Zucca cerca il giro sul perno, a un passo dall'anticipo Colli riesce comunque a ricevere Caldaro, il tiro fronte a canestro mandato a segno, applaude il pubblico del Palacus. Altro anticipo, ora un pizzico in bambola la Eco Program, Valentina Zucca, airball da 3 punti, prova a salvare Niola, non ci riesce, sarebbe stato un canestro importantissimo per il CUS che aveva l'opportunità di
portare dal proprio vantaggio, insomma, l'inerzia della gara. Momento di leggero appannamento con coach Fabio Pozzi che va a chiamare timeout. 5:59 al termine del secondo quarto di gioco, vantaggio Castelnuovo Scrivia sul 23-13. Terminato il time out si torna a giocare a Cagliari per la quarta giornata del campionato di Serie 2 femminile girone nord. L'Eco Program è avanti sul CUS. Cagliari punteggio molto basso in questa partita, intanto altra palla persa, non una grande uscita dal time out per Castelnuovo, e attenzione al CUS che allora torna in singola cifra di svantaggio. Qui Madonna con un numero d'alta scuola si divora però il canestro. Giacomelli a rimbalzo qui con caparbietà e anche un pizzico di fortuna riesce a realizzare 25-15, torna sul più 10, qui attacca il pallone Tai Madonna forte su Gaetani, vuole sfruttare il vantaggio di esperienza nei confronti dell'avversaria. Ricacciata indietro, rimessa sempre in zona difensiva per il CUS. 5:36 per chiudere il secondo quarto. Riceve Niola, il giro sul perno, attacca subito il pitturato, segna con il fallo. Gran giocata qui da parte di Niola e alimenta gli entusiasmi in casa universitaria. 17-25, tornerà in campo Madeddu. Chi sarà a uscire sembra aver trovato la giusta quadra con questo quintetto. Coach Sciascia che rimanda per un istante il cambio rimandato anche per Castelnuovo. Pronta, se non abbiamo visto male, Vitari, anzi Vitari è in campo, forse ripeto, a tornare sul parquet. Intanto sovrannumero in attacco Giacomelli, però chiude il palleggio, fuori c'è Ljubenovic, è tornata in campo, lavora sul suo blocco. Tai Madonna riceve palla, ottima giocata qui di pick and roll tra le due. Canestro del nuovo più 10, Eco Program 27-17, tiene botta nonostante questo tentativo di reazione da parte del CUS. Tornerà in campo anche Ridolfi a breve per la compagine cagliaritana. Gaetani dentro, bene per Caldaro, rifiuta però anche questo tiro, allora sbaglia poi Gaetani dalla media distanza. Un gioco d'attacco, ne ho visto qui, che si poteva concludere con il tiro da parte di Caldaro, rifiutato forse con troppo poco coraggio in questo caso. Intanto arriva il doppio cambio che vi abbiamo preannunciato, esce Caldaro, bisogno anche lei di rifiatare, esce anche Niola, forse nel momento migliore della sua partita. Tornano in campo Madeddu, come detto, e Ridolfi. Ora la pressione su Gaetani, riesce in qualche modo però a portare il pallone in zona offensiva. La finta e poi il pallone in punta per Valentina. Zucca ferma il palleggio, Madeddu va a cercare il pallone, intanto Giacomelli su Zucca che riesce a trovare l'appoggio vincente a canestro. Si tratta di Carlotta Zucca nella circostanza. 19-27, ora palla dentro per Ljubenovic. Qui Carlotta Zucca deve cercare, fare quel che può e ci riesce bene. Chiude la via del canestro alla ben più esperta giocatrice slovena. 4 minuti e 5 secondi per chiudere il primo tempo. Lavora dal palleggio Gaetani, si apre e riceve Valentina Zucca, circolazione sul perimetro per Madeddu, poi dall'altra parte esce Gaetani
la difesa forte da parte di Madonna, che si stampa poi sul blocco, il tiro in reverse sbagliato da Gaetani. Dall'altra parte Castelnuovo, il pallone gestito qui da Colli, riapre per Madonna di tocco quasi per Vitari, tiro da 3 punti, anzi da 2 punti a segno per Vitari. 29-19, ritrova il più 10. Formazione di coach Pozzi, che sembra aver assorbito il momento di difficoltà. Cus che sta trovando buona energia ora, ma il Castelnuovo risponde colpo su colpo. 3-22 ancora da giocare prima della pausa lunga. Ora il pallone sporcato, rimessa dal lato in zona d'attacco per il Cus Cagliari. Madeddu serve Gaetani, si va dall'altra parte per Carlotta Zucca che mette palla per terra, poi il pallone che si stampa sul tabellone, nulla di fatto. Tai Madonna dall'altra parte, chiamata a pugno nell'attacco di Castelnuovo Scrivia, mentre c'è Colli che attacca forte il pitturato, va da Giacomelli, mette palla per terra, poi anche Ljubenovic guadagna un vantaggio sfruttato a dovere su Ridolfi. 31-19. Ora il punteggio è, come dicevamo, sensazione che Castelnuovo sia tornata un po' in controllo delle operazioni qui a Saduchessa dopo quella piccola sbandata. Intanto Madeddu cerca di prendere ancora la linea di fondo, riapre fuori per Ridolfi, il tiro dalla media è sbagliato, dorme un po' a rimbalzo ora Castelnuovo, errore qui per Madeddu. Gaetani trova allora il suo primo canestro in Serie A2. 21-31, più 10 Castelnuovo, time out in campo. 2:34 al termine del secondo quarto. Partita condotta da Castelnuovo, che sta cercando in qualche modo di sfruttare tante assenze in casa cussina, creando dei vantaggi per le proprie lunghe. Ljubenovic, ultima partita per lei fino a questo momento, ma il cuore del Cus sta tenendo aperta comunque la partita. 31-21, questo è il punteggio. Se queste sono le indicazioni, insomma, sembra di capire che da una parte coach Federico Sciascia non andrà a rischiare Chiara Rossi, è un perno di fondamentale importanza nell'economia tecnica e tattica della squadra, oltre a essere anche la leader emotiva della formazione universitaria. Dall'altra parte non vedremo presumibilmente in campo Cazzisci, anche perché Castelnuovo è avanti e sembra essere abbastanza in controllo delle operazioni fino a questo momento della partita, che comunque è ancora lunghissima. E allora più avanti vi andremo a vedere anche un po' il quadro statistico del match. Mentre riprende il gioco ora Madeddu a mettere pressione su Tai Madonna senza però problemi. Dall'altra parte servita l'uscita dai blocchi da parte di Algeri, ora il consegnato per Madonna, mette i piedi a posto, spara da 3 punti, tiro corto, però c'è il rimbalzo offensivo da parte di Castelnuovo. Ora Ljubenovic dentro per Vitari, attacca il pallone Gaetani, abbiamo sottolineato in precedenza, segno con il suo primo canestro in canotta Cus Cagliari. Prestazione comunque buona, direi, la sua fino a questo momento, nonostante le difficoltà dovute al difetto di esperienza rispetto alle sue dirette avversarie, in particolare rispetto a Tai Madonna, una big assolutamente per il torneo di Serie A2. Mentre tornerà in campo a brevissimo Claudia Colli per Castelnuovo, esce Annalisa Vitari, coach Pozzi va a darle indicazioni, a parlare con lei a proposito di qualche scelta sbagliata in zona difensiva. Coach Pozzi, che fa piacere sottolinearlo, è attivo anche dal punto di vista umanitario, infatti l'estate solitamente si occupa di andare a insegnare basket e diffondere il basket in Kenya, dei progetti davvero importanti. Comunque un applauso anche al coach di Castelnuovo Scrivia. 1 minuto e 50 ancora da giocare nel secondo quarto. Ridolfi manda per aria il tiro, che però trova solamente il tabellone. Allora Madeddu serve ancora il taglio di Ridolfi, un pizzico di confusione. Ora va a spingere però Ljubenovic, secondo l'interpretazione della signora Finazzi di Milano, abbastanza contrariata dopo questo fischio. Ana Ljubenovic
anche perché questo è il terzo fallo della sua partita. Vedremo allora se arriverà il cambio. Cazzisci non al meglio per Castelnuovo, come abbiamo detto e ricordato in più di un caso. Intanto ci sarà a breve un nuovo ingresso in campo per il CUS. Sofia Brenda Sorbellini si prepara sul cubo dei cambi, primo libero realizzato intanto da Giulia Ridolfi, anche il secondo va dentro, 23-31, e arriva allora il cambio, esce Valentina Zucca, entra in campo Sorbellini con la canotta numero 12 rimessa dal fondo per Castelnuovo, che ha eseguito con Colli per Taimadon, ancora chiamata a pugno nell'attacco della Eco Program, mano sinistra per Taimadonna mentre si propone in post basso Giacomelli, buono il giro sul perno, cerca di attaccare subito la nuova entrata Sorbellini, un pizzico in ritardo sul tentativo di giro dorsale da parte dell'avversaria, primo fallo della partita dunque da parte di Sorbellini. 1:29 per andare al riposo lungo, rimessa dal fondo, taglia Ljubenovic forte, aveva guadagnato un vantaggio in questo caso su Carlotta Zucca, non sono riuscite però a servirla le compagne, allora Taimadonna, stavolta serve l'uscita da parte di Claudia Colli, riceve ancora una volta il passaggio consegnato, palleggio, arresto e tiro per Taimadonna, sfortunata qui il ferro, rifiuta la sua conclusione, riparte il CUS, ora Sorbellini lavora con Gaetani, parte lo schema offensivo del CUS, Zucca poi per Ridolfi che prende la linea di fondo, si appoggia al vetro, Ridolfi fa valere il fisico in questa giocata, il CUS è sul -6, 31-25, partita apertissima, qui per un attimo dimenticata Giacomelli, l'attacca ora Sorbellini, finisce per terra Giacomelli, riesce in qualche modo a servire Ljubenovic che fa valere il fisico ancora una volta contro Madeddu per il canestro del Nuovo, +8, 33-25, siamo entrati nell'ultimo minuto del secondo quarto, ottimo anticipo qui da parte di Giacomelli che non trova però la forza per concludere in avvicinamento a canestro, trova comunque i 2 punti e sono i 2 punti che valgono il Nuovo +10 alla Eco Program sul 35-25. Buona la finta di Madeddu, qui si appoggia al vetro per il canestro del 35-27, ottimo lavoro qui da parte della giocatrice in canotta numero 14 che già nelle precedenti stagioni ha avuto modo di affacciarsi in prima squadra, questa stagione avrà sempre maggiori responsabilità. Intanto dall'angolo ci prova Algeri, molto sfortunata in questo caso, scade il cronometro del secondo quarto, allora dopo i primi 20 minuti di gioco al Palacus di Cagliari la Eco Program Castelnuovo Scrivia è avanti per 35-27 sul CUS Cagliari, un CUS Cagliari molto molto generoso, abbiamo raccontato insomma in più di una circostanza le assenze che hanno falcidiato il roster a disposizione di coach Federico Sciascia, che oggi però sta trovando grande cuore, grande energia da parte delle sue giovanissime. Ora noi ci prendiamo una pausa, poi torniamo in diretta pronti a raccontarvi il secondo tempo della sfida tra CUS Cagliari e Castelnuovo Scrivia, quarta giornata del campionato di Serie A2 femminile Girone Nord. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo al Palacus, le squadre sono in campo, Gaetani dal palleggio in quintetto assieme a Caldaro, Ridolfi, Niola e Madeddu per il CUS, dall'altra parte invece Castelnuovo Scrivia schiera Madonna, Ljubenovic, Vitari
Algeri e con il numero 13 Colli. Diamo uno sguardo anche alle statistiche. Dopo i primi 20 minuti di gioco sono già 15 i punti per Ana Ljubenovic, dominatrice del match in doppia cifra per Castelnuovo Scrivia. Anche Giacomelli con 10, dall'altra parte 8 punti per Ridolfi e 7 per invece Eugenia Caldaro. Sono loro le migliori realizzatrici. Nelle fila del CUS, intanto rimessa dal fondo per Castelnuovo Scrivia con Tai Madonna sul pallone, 35-27 il punteggio. È stata partita vera nonostante le tantissime assenze nelle fila del CUS nel corso del primo tempo. Vedremo ora come proseguirà il match. Intanto errore dalla lunga distanza da parte di Madonna, rimbalzo conquistato da Ridolfi, poi Niola a tutta velocità, il coast to coast, fermata con il fallo da Madonna. Come sempre tanta rapidità, tanta aggressività anche con il pallone in mano, non solo quando è chiamata a difendere. Rachele Niola qui trova 2 tiri liberi fino a questo momento. Il suo tabellino parla di 4 punti realizzati, 2 su 3 al tiro, 0 su 2 invece ai liberi, contando anche questo errore. 2 rimbalzi nella sua partita. Ora arriva il libero realizzato, quinto punto nel match per Niola, 35-28. Ora Madonna dietro la schiena, serve l'uscita dei blocchi da parte di Algeri, poi Vitari in punta, accenna per un istante al taglio backdoor. Madonna che riceve poi il consegnato da parte di Vitari, palla in angolo per la tripla della stessa Vitari, spera sul secondo ferro, rimbalzo lungo per Ridolfi, buono lo scarico per Caldaro che però ancora una volta non conclude da sotto, preferisce riniziare, probabilmente un po' intimorita dalla possibile stoppata. Ha buona fisicità, ha i centimetri anche per concludere da quella zona del campo. Eugenia Caldaro che poi va ingenuamente a perdere il pallone. Punteggio che rimane sul +7. Castelnuovo Scrivia 35-28, 8-40 ancora da giocare nel corso del terzo quarto. Circolazione ora perimetrale da parte di Castelnuovo Scrivia. Il passaggio di Colli è però impreciso, era indirizzato ad Algeri che si apriva per il tiro da 3 punti. Allora il CUS che può rimanere aggrappato alla partita. Coach Federico Sciascia deve mischiare il più possibile le carte per mantenere alta anche l'intensità. Intanto difesa a zona da parte di Castelnuovo Scrivia, chiamata offensiva 2 per il CUS che perde però il pallone. Colli lancia il contropiede di Madonna all'indirizzo poi di Algeri che riesce in qualche modo a mantenere il pallone in campo. Si riparte dalle parti di Colli, Madonna forte, Niola a difendere, Ljubenovic sotto, tiene il contatto, trova 2 tiri liberi, cercava di difendersi in qualche modo usando il fisico. Gaetani va a spendere il primo fallo della sua partita. Ljubenovic in lunetta, come detto 15 con 4 rimbalzi nel corso della sua partita, diventano 16. Ora rimane assolutamente la miglior realizzatrice del match Ljubenovic. Il secondo tiro si infrange però sul primo ferro, rimbalzo conquistato dal CUS. Ora con Niola chiamata in zona d'attacco per Niola, poi Gaetani fa circolare per Madeddu, dentro da Caldaro, prova a lavorare contro Ljubenovic, creato lo spazio per il tiro da 3 punti di Niola che non è però una tiratrice dalla lunga distanza. Tiro ben costruito che vale il rimbalzo d'attacco al CUS. Madeddu fuori per Niola, 7 secondi per il tiro del CUS. Gaetani, Niola, ancora un tiro da 3 punti, ancora un errore, stavolta troneggia a rimbalzo difensivo Ljubenovic che poi con il passaggio d'apertura manda praticamente a realizzare Claudia Colli. 38-28, nuova doppia cifra di vantaggio per la Eco Program. 7-15 da giocare nel terzo quarto. Gaetani lavora dal palleggio, poi Madeddu in angolo per Ridolfi, ribalta il lato ora per Gaetani, non riesce però a ricevere il pallone. Time out in campo, a chiamarlo è stato coach Federico Sciascia che vuole un po' risistemare le cose. Pausa della partita e allora piccola pausa anche per noi.
Diosa non poto riposare. Un gioiello pensato e realizzato dalla gioielleria di Sebastiano Rosas a Nuoro. L'anello a Diosa, simbolo di unione e amore per la persona che ami, lo trovi solo a Nuoro, presso la gioielleria Rosas, in Corso Garibaldi 99, telefono 0784 31 102. Tutto pronto per la ripresa del gioco al Palacus. Castelnuovo Scrivia mantiene un vantaggio nell'ordine delle 10 lunghezze sul 38-28 in questa partita, dal punteggio molto basso, caratterizzata anche da tanti errori. Dopo i primi 20 minuti 42% dal campo, 15 su 36 per Castelnuovo, 31% invece per il CUS, 10 su 32 complessivo dal campo, 0 su 4 da 3 punti, 0 su 7 invece per Castelnuovo. La partita questa allora in cui non abbiamo visto ancora canestri dai 6,75. Ripreso il gioco con la chiamata d'attacco da parte di Tai Madonna, sale altissima per il blocco Ljubenovic, tiene il palleggio aperto, Madonna si butta dentro, Gaetani ancora in ritardo, non semplice, assolutamente non semplice la difesa su Madonna. Questo dovrebbe essere il secondo, anzi il terzo fallo della sua partita, vedremo ora quale sarà l'indicazione degli ufficiali di campo. Secondo fallo per Lavinia Gaetani, 2 liberi per Madonna a 6,52 dal termine del terzo quarto. Play guardia del 91, come detto origini brasiliane ma italiana di formazione, nell'ultimo anno anche lei alla Velcofin Vicenza. Per sbaglio il primo libero Tai Madonna. 11 punti, 3 rimbalzi, 2 assist e mezzo di media partita, 14,3 con 5 rimbalzi in questa stagione, 20 a Marghera. Tanto segna il secondo tiro libero, 39-28, più 11, il massimo vantaggio della partita per Castelnuovo Scrivia. Qui l'anticipo sulla linea di passaggio da parte di Colli, che riesce anche nel miracolo di tenere il pallone vivo. Ljubenovic mette palla per terra, attacca il canestro, rischia il potenziale gioco da 3 punti, ancora per un'azione molto decisa. Vedremo anche chi è stata l'autrice del fallo, la numero 15, si tratta dunque di Rachele Niola per il CUS. Attenzione, questo è il solo secondo fallo della sua partita, dunque nessun problema per l'ex giocatrice, tra le altre dell'Antonianum Quartu, primo libero realizzato, dentro anche il secondo per Ljubenovic. Continua a scavare il solco la Eco Program sul 41-28. Gaetani ferma il palleggio, va da Niola per la difesa a zona, 2-1-2 per Castelnuovo Scrivia, il pallone consegnato per Ridolfi, poi Niola si va dentro da Caldaro in avvicinamento a canestro, fuori da Gaetani, 3 secondi per il tiro del CUS che non è riuscito a trovare grossi sbocchi, ci prova con una sorta di preghiera Ridolfi, gioco interrotto dal fischio arbitrale, si riprenderà con una rimessa da zona difensiva dal lato in particolare, sempre in favore di Castelnuovo Scrivia, che ha iniziato con autorità comunque questo secondo tempo. Tai Madonna nel solito accoppiamento con Lavinia Gaetani, va in angolo per l'iniziativa dal palleggio da parte di Colli, creato tanto spazio per il tiro comodo dal gomito, anche se sbagliato da parte di Vitari, rimbalzo lungo che è preda di Gaetani per il CUS. Madeddu mette palla per terra, poi torna da Gaetani, vediamo come funziona l'attacco alla zona da parte del CUS, che sembra francamente non avere grande precisione, grandi idee in questa fase. Tai Madonna dopo il recupero di palla attacca in sovrannumero, tanto spazio per la tripla di Algeri, ancora secondo Ferro, ancora allora questa partita che prosegue senza canestri dalla lunga distanza. Gaetani, qui Algeri va a cercare il pallone, esagera nella sua pressione, va a spendere in maniera abbastanza netta il fallo personale e il secondo, anzi il terzo della sua partita per il capitano dunque della Eco Program. C'è qualche problema
da controllare. A questo punto esce intanto Madeddu ed entra in campo con il numero 9 Valentina Zucca per il CUS Cagliari. Niola ha eseguito la rimessa per Gaetani. Valentina Zucca attacca e batte per un istante Algeri, poi la palla che circola c'è un canestro da Caldaro che torna fuori, poi Ridolfi ci prova in mezzo a una selva di maglie rosse. Davvero la difesa a zona a fronte pari sta creando non pochi scompensi all'attacco del CUS, ancora con un tiro difficile a bassa percentuale, ancora un errore con un rimbalzo conquistato poi in zona difensiva da parte di Castelnuovo Scrivia, che a questo punto della partita dà l'impressione di poter dare un po' il colpo di grazia al CUS. Si lavora ovviamente ancora per la ricezione profonda di Ljubenovic, altri due appoggiati al tabellone. Ora sono 19 per la slovena, 43-28. Niola per Ridolfi, non si accontenta del tiro da 3 punti dall'angolo, sceglie di mettere palla per terra, guadagna il fallo della difesa mentre è pronta a tornare in campo Sara Giangrasso per la Ecoprogram Castelnuovo Scrivia. Vedremo chi sarà a uscire, si tratta di Algeri, quel capitano con 3 falli come già ricordato. Tornerà in campo anche Giacomelli, altra giocatrice in doppia cifra per Castelnuovo Scrivia. Esce Ljubenovic che dunque dopo questo primo tempo e mezzo di sostanziale dominio sotto i tabelloni può andare a prendersi un po' di meritato riposo, anche perché la situazione di punteggio ora lo consente a Castelnuovo Scrivia. Errore dalla lunetta per Ridolfi, sono anche questi punti preziosi che il CUS deve cercare di convertire. Ora Madonna attende l'arrivo poi della compagna in maglia numero 14, si tratta di Giangrasso, alza la parabola e segna con l'aiuto anche del ferro Claudia Colli, giocatrice anche lei dal palmarès molto molto interessante, dal vissuto cestistico molto ricco. Ex Sanga Milano e Castel Carugate, sta viaggiando a quasi 10 punti di media, ha avuto dei problemi muscolari a Marghera, non al meglio, come detto, giocatrice della Ecoprogram. 3:51 per andare all'ultimo mini intervallo. Ora in piedi ancora coach Pozzi, non vuole assolutamente che le sue ragazze abbassino l'intensità a questo punto della partita, quando il match sembra sostanzialmente incanalato sui binari della Ecoprogram. Qui la difesa comunque sempre forte da parte di Eugenia Caldaro per cercare di mettere in difficoltà Giacomelli. Tai Madonna fuori per iniziativa di Colli, che si libera dalla difesa da parte di Zucca. Dorme decisamente qui a rimbalzo il CUS, allora rimbalzo offensivo per la Ecoprogram, ricacciata indietro Colli che si avvicinava a Madonna per la giocata di pick and roll. Gran giocata qui da parte di Tai Madonna in mezzo alle gambe, il crossover, le manca però la ciliegina sulla torta che sarebbe stato il canestro con questa sorta di lacrima. Pallone buttato qui da parte del CUS, un passaggio un po' affrettato da parte di Niola, contropiede ben sfruttato, poi rischia un altro gioco da 3 punti qui Giacomelli, che dovrà accontentarsi dunque di 2 tiri liberi. Ancora spazio tra poco in campo per Madeddu nelle fila del CUS, ha speso tanto e dunque va a riposare in panchina Niola, anzi la giocatrice a uscire sarà Valentina Zucca. Dall'altra parte torna in campo il capitano Algeri, va a riposare invece Colli, centellinata da coach Pozzi. 3 minuti 8 secondi al termine del terzo quarto, liberi per Giacomelli, errore col primo mentre Vitari va a colloquio con il suo assistant coach. 0 su 2 per Giacomelli, che per poco non trova il rimbalzo offensivo, un rimpallo sostanzialmente che premia il CUS. Attacco con Niola, poi Madeddu che prova a prendere la linea di fondo, Ridolfi cerca di prendere posizione sotto canestro, l'ultimo tocco è di una giocatrice di Castelnuovo. Niola eseguire la rimessa qui, per poco non arrivava un'altra palla persa da parte del CUS. Ora Madeddu fa circolare per Niola, incognito da Ridolfi, a segno con tutto questo canestro, una posizione che è chiave sempre nell'attacco alla zona. Il gomito, canestro del meno 15, CUS 45-30. Tai Madonna
mentre anche il Cus si schiera a zona. Dall'altra parte errore dalla media distanza, Madonna sul pallone vacante, e poi Giacomelli che si divora un canestro che pareva fatto. Caldaro sul pallone, serve Madeddu, Ridolfi si propone per la ricezione, attenzione al cronometro degli 8 secondi, ma in attacco del Cus con Niola, poi Ridolfi, tiro comodo dall'angolo sbagliato, Niola inesauribile, va a caccia anche di questo pallone, non riesce però a recuperarlo. 2 minuti 6 secondi, mentre tornerà in campo a breve anche Ana Ljubenovic. Assieme a lei ci sarà spazio anche per Carlotta Zucca per il Cus Cagliari. Va a rilevare Giulia Ridolfi, ora riceve il 5 in panchina da parte di Sandro Manca e Andrea Ghiani, che sono gli assistenti di coach Federico Sciascia. Circolazione sul perimetro, lavora con pazienza la Ecoprogram, il tiro da 2 punti creato per Giangrasso, arriva comunque l'errore, Giacomelli molto attiva, al rimbalzo non riesce a trovare un passaggio di riapertura, subisce però il fallo da parte della difesa. 1:47 per l'ultimo mini intervallo, speso il bonus, allora liberi per Giacomelli. Primo va dentro da parte di Claire Giacomelli. 46-30 più 16 Ecoprogram. Niola riceve il pallone dopo il rimbalzo difensivo, uscita di Madeddu, poi si fa vedere Caldaro a circolare per Niola, il pallone sulla mano sinistra, non trova un varco per la penetrazione, insiste, cerca e trova un buono scarico per Caldaro. Il gioco a 2 però non si completa, il pallone è oltre la linea di fondo, mentre sarà ancora una sostituzione con l'ingresso in campo da parte di Valentina Zucca per il Cus Cagliari. Tai Madonna per Algeri. Ora Claire Giacomelli in angolo, vede una linea di passaggio all'indirizzo di Algeri, si propone vicino al canestro Ljubenovic, che ha un discreto vantaggio di centimetri contro la sua avversaria diretta, si trattava appunto di Carlotta Zucca. Arriva poi il canestro dalla lunga distanza della prima tripla di questo pomeriggio a Saduchessa, 49-30 più 19 Ecoprogram. Intanto Valentina Zucca riceve il pallone in punta, cerca di mandare per aria il tiro non semplice, rimbalzo però offensivo conquistato bene da parte di Lavinia Gaetani, che vuole riniziare. 8 secondi per il tiro, il blocco di Caldaro, Gaetani, arresto e tiro ancora sul secondo ferro. Qui ottimo il tagliafuori da parte di Ana Ljubenovic, e poi cerca un passaggio all'indirizzo di Tai Madonna. Si era però fermata Madonna perché c'è un problema per Eugenia Caldaro. Non ci voleva assolutamente questa per il Cus, che già deve fare i conti davvero con tante defezioni. Costretta a uscire Caldaro ed entra in campo nuovamente Giulia Ridolfi. Vedremo quello che sarà il problema di Caldaro, probabilmente la caviglia sinistra, dolorante per lei. Vanno subito a sincerarsi delle sue condizioni membri dello staff tecnico e medico del Cus. Vedremo anche se verrà rischiata, non crediamo Caldaro a questo punto, quando, come detto, il punteggio sembra ormai assolutamente l'indirizzo di Castelnuovo Scrivia, in vantaggio di 19 lunghezze qui a Saduchessa, con una prestazione assolutamente buona. Ricordiamo che Castelnuovo deve fare a meno non solo la sua playmaker Corradini, fermata per un infortunio alla spalla nella trasferta d'esordio, in una partita d'esordio contro Udine, probabilmente ne avrà per tutto il resto del 2017, ma oggi Castelnuovo deve fare a meno anche di Cazzisci, che ha accusato invece un problema muscolare, e a seguito della squadra non è stata rischiata. Intanto un altro airball, 5 secondi
per lo scadere del terzo quarto. Taimadonna non riesce a prendere l'ultimo tiro. Castelnuovo comunque torna in panchina, ultimo mini riposo con un vantaggio di ben 19 lunghezze a Saduchesa, 49-30. Pausa per noi, poi torniamo sempre dal Palacus pronti a raccontarvi l'ultimo quarto di gioco. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Nasce l'anello. A Diosa non poto riposare. Un gioiello pensato e realizzato dalla gioielleria di Sebastiano Rosas a Nuoro. L'anello a Diosa, simbolo di unione e amore per la persona che ami. Lo trovi solo a Nuoro, presso la gioielleria Rosas, in Corso Garibaldi 99, telefono 0784 31 102. Squadre in campo per l'ultimo periodo di gioco al Palacus: Algeri, Ljubenovic, Giacomelli, poi ancora Giangrasso e Madonna per la Eco Program Castelnuovo Scrivia. Il CUS invece con Madeddu, Niola, con il numero 11 c'è Zucca, si tratta in particolare di Carlotta Zucca, poi ancora Ridolfi e Gaetani. Tanto bel gioco offensivo ancora contro la zona da parte di Castelnuovo, 2 punti facili per Ana Ljubenovic, mattatrice assoluta dell'incontro. Palla rubata, Giacomelli si proietta in zona d'attacco, cede la sfera poi a Taimadonna. Giacomelli guarda dentro all'indirizzo di Ljubenovic, taglia Madonna, si riapre, poi Giacomelli mette palla per terra contro Carlotta Zucca, va in angolo da Ljubenovic, si prende il tiro da 3 punti, lo sbaglia, poi al rimbalzo lavora bene Federica Madeddu. Gaetani, situazione di punteggio che vede Castelnuovo Scrivia sul più 21, 51-30, allora la partita è sostanzialmente chiusa, una partita che il CUS ha dovuto affrontare senza praticamente mezza squadra. La pivot Tomasovic, poi ancora Borsetto e Sorrentino sono fuori, Chiara Rossi è in panchina ma solo per onor di firma, dunque sfida quasi impossibile a priori per il CUS Cagliari. Dall'altra parte comunque non mancavano le assenze, le abbiamo ricordate in più di un caso: Corradini, Cazzisci, ma era comunque con diversi interpreti di primo piano a disposizione. Coach Pozzi ha sfruttato a dovere questa situazione anche di difficoltà da parte della formazione avversaria per condurre con buona sicurezza, direi, l'incontro, al di là di qualche piccola sbandata soprattutto nel corso del secondo quarto. Intanto è arrivata la seconda tripla da parte di Taimadonna per rendere sempre più ampio il margine di vantaggio di Castelnuovo Scrivia sul 54-30. Ora Valentina Zucca mette palla per terra, riapre poi per Ridolfi, buono il taglio di Gaetani, non riesce a trovare lo spazio per la conclusione. Tripla comunque ben costruita per Valentina Zucca, assegno per il 33-54. Senz'altro buone indicazioni comunque per le giovanissime di coach Federico Sciascia, e vedremo altre giovanissime a breve, in particolare Anna Santoru e Alessandra Aielli, che abbiamo già visto comunque nel corso del primo tempo. Settore giovanile, vetrina questa meglio per il settore giovanile
del CUS senz'altro non hanno sfigurato, direi, in nessun caso le varie ragazze classe 2000-2001 ispirate da Federico Sciascia. Esce Madonna, anche lei direi MVP della partita, alle spalle però di Ana Ljubenovic. Campo, come detto, Aielli e Santoro invece per il CUS Cagliari. È tornata Repetto per Castelnuovo Scrivia. Ora il lavoro sul blocco proprio della stessa Repetto, gran palla dentro di Ljubenovic, anticipata però da parte di Valentina Zucca. L'ultimo tocco è stato di una giocatrice ospite, allora rimessa per Aielli. Ora allenta la pressione anche Castelnuovo Scrivia, può controllare anche le energie. Diamo un'occhiata tanto anche a quelle che sono le altre sfide che compongono questa quarta giornata del campionato di Serie A2 femminile. Sanga Milano contro Pordenone, Crema contro Libertas Udine, Costa Masnaga come già detto contro San Salvatore Selargus, poi ancora Fanola San Martino contro Carosello Carugate, Fassi Albino contro Bolzano, Ecodent Villafranca contro Velcofin Vicenza, Geas Sesto San Giovanni contro Giants Marghera. Nel prossimo turno il CUS Cagliari sarà protagonista ancora in casa, in questo caso contro il Sanga Milano, mentre Castelnuovo Scrivia riceverà la visita del Geas Sesto San Giovanni. 1-2 dalla lunetta intanto per Giulia Ridolfi, rotondo più 20 ora da amministrare in questi ultimi 7 minuti e spiccioli di partita per la squadra ospite. Ora tiro da 3 punti realizzato da 2, anzi fa segno la signora Finazzi di Milano da parte di Giangrasso. 56-34, ha trovato comunque buone percentuali nel corso di questo secondo tempo Castelnuovo, anche col tiro dalla media e lunga distanza. Intanto seguiamo l'iniziativa dal palleggio del CUS con Carlotta Zucca. Santoro con coraggio lungo la linea di fondo cerca di servire Aielli, non sta diminuendo, comunque lo possiamo assolutamente sottolineare l'intensità difensiva da parte di Castelnuovo Scrivia, ha risultato abbondantemente ormai acquisito sul più 22, 56-34, 6-38. Intanto vi raccomandiamo di rimanere su Directa Sport anche dopo il termine della partita. Saremo infatti in campo per raccogliere le impressioni dei due coach Federico Sciascia e Fabio Pozzi. Altro tiro dalla lunga distanza a segno per Castelnuovo Scrivia e una tripla da parte di una dominante Ana Ljubenovic, tornata in Sardegna per la prima volta da avversaria e ha voluto subito alzare il volume della radio. Intanto finisce per terra Repetto, un altro intercetto di palla da parte di Ljubenovic lungo la linea di fondo, il passaggio per Santoro, un cross per Santoro con il tiro dall'angolo, poi arriva il fischio arbitrale, scaduto probabilmente il cronometro dei 24 in precedenza, mentre torna in campo Caldaro per cercare di dare una dimensione un po' più interna a questo quintetto che vede sola Ridolfi come lunga. Ridolfi che sarebbe sostanzialmente una 3 in condizioni normali. Ridolfi che ora va a chiacchierare in toni abbastanza distesi con Ana Ljubenovic. Le due, come detto, sono state protagoniste in esperienza comune al San Salvatore Selargus nella prima parte della stagione 2015-2016. Ora Ljubenovic attaccata proprio da Ridolfi. Fermata con il fallo, Ana Ljubenovic potrà avere a disposizione 2 tiri liberi, 5-42, vantaggio Castelnuovo Scrivia sul 60-34. Uno su 2 per Ljubenovic, rimbalzo lungo conquistato poi da Santoro. Niola fermata con il fallo. Credo che coach Federico Sciascia non abbia, netto di tutto, tantissimo da rimproverare alle sue ragazze. Con il telo roster a disposizione questa sarebbe potuta essere un'altra partita, facendo salve comunque, facendo salvi comunque grandi meriti da parte della Eco Program. Sta conducendo largamente con assoluto merito e chissà, a prescindere, potuto aggiudicarsi questo incontro in virtù
abbiamo già sottolineato in fase di presentazione della partita, di un mercato davvero di ottimo profilo che ha portato Ljubenovic, Madonna e soprattutto un nome importante come quello di Corradini che non sarà disponibile ancora per lungo tempo, giocatrice che è stata protagonista anche in nazionale, è arrivata un po' per prendere il posto di Francesca Bergante, anche lei tra l'altro già vista passato in Sardegna. Intanto sottolineiamo la gran stoppata da parte di Santoru, che cerca poi di andare a concludere dall'altra parte, subisce il fallo di Algeri. Dicevamo di Corradini, classe 85, preso il posto di Bergante, che era la play titolare della Eco Program nella scorsa stagione. È stata protagonista a Broni, 9 stagioni da protagonista in Serie A1, 14 presenze in nazionale maggiore, nazionale con cui ha partecipato anche agli europei del 2009. Quando tornerà a disposizione potrà senz'altro essere un'arma importante per Castelnuovo Scrivia. Intanto applausi del Palacus per il primo canestro di Anna Santoru dalla lunetta, con coraggio anche lei, senza timori reverenziali, l'approccio al basket senior. Complimenti a tutte le ragazze millennials, sono tante, sono scese in campo per il CUS in questa partita, altrettanto facciamo quelle della Eco Program Castelnuovo Scrivia, una su tutte, ripeto, classe 2002, subito con gran faccia tosta, grande personalità in campo, ha ben impressionato anche lei. Qui va a cercare palla su un'altra nuova entrata con il numero 10 Michela Serra. Intanto tornerà in campo anche Carlotta Zucca, sempre per il CUS Cagliari, riposo invece per Ridolfi. Ovviamente non vorrà assolutamente rischiare questo finale di partita coach Sciascia, anche se ci fa piacere sottolineare anche il rientro in campo da parte di Caldaro, che era uscita nel corso del terzo periodo per un problema alla caviglia sinistra, nulla di grave per lei, anche in previsione insomma del match che avrà luogo sempre su questo campo la prossima settimana tra CUS Cagliari e Sanga Milano, un altro avversario molto ostico per le cagliaritane. Rimessa dal fondo intanto per Castelnuovo, 4 minuti 7 secondi ancora da giocare in una partita già decisa. Esce Niola, sempre direi per evitare i rischi, esce anche Santoru. Buona parentesi in partita la sua, mentre Repetto si prepara a eseguire la rimessa da fondo campo. Riprende il gioco, subito persa sulla rimessa Giacomelli, cerca un tiro in fade away, non riesce a realizzare, gran lavoro a rimbalzo da parte di Repetto, poi si lotta sul pallone vacante in 3 a terra, esce vincitrice dalla lotta Serra, che poi lancia in contropiede Caldaro, il passaggio sotto per Madeddu, un passaggio di troppo ancora una volta poi per Gaetani, non c'è più lo spazio per la conclusione, allora Caldaro dall'angolo, palla sul ferro, poi si lotta a rimbalzo, Caldaro ancora sul pallone, Gaetani apre per Zucca, il tiro di Madeddu dalla media distanza, il pallone che scheggia il ferro in 3, ancora una volta a lottare su questo pallone vacante, chiamata la palla contesa, è la freccia che indica la direzione d'attacco del CUS Cagliari. Time out in campo, pausa per noi.
Si torna a giocare a Sa Duchessa, ultimi 3 minuti e mezzo di una partita dall'esito ormai già deciso, che culminerà con la terza vittoria consecutiva da parte della Eco Program Castelnuovo Scrivia, con la seconda sconfitta consecutiva invece per il Cuscagliari, in una partita che far testo solamente fino a un certo punto. I cagliaritani che cercheranno di recuperare il più breve tempo possibile le infortunate. Impresa non semplice, Borsetto per esempio, vediamo proprio vicino alla nostra postazione, con un gesso al braccio sinistro, problema alla mandibola invece per Sorrentino, dovrebbe risolversi invece in tempi più brevi il problema occorso a Natasha Tomasovic. Stringere i denti per essere a disposizione nel match contro il Sanga Milano. Anche Chiara Rossi, che è un elemento veramente fondamentale di questa squadra, dovuta operare per la rimozione di una cisti al piede. Quest'oggi ha provato a effettuare il riscaldamento con le compagne, non evidentemente è riuscita a trovare le giuste sensazioni per rischiare di scendere in campo. Intanto altro fischio da parte del duo arbitrale, rimessa in zona d'attacco per Castelnuovo Scrivia. Intanto registriamo anche l'ingresso in campo da parte di Sofia Sorbellini, che abbiamo già vista protagonista nel corso del primo tempo. Va a rilevare in questo caso Carlotta Zucca. Il pallone rimesso in gioco per Repetto. Algeri dà un'occhiata in direzione di Giacomelli, ottima nel primo tempo, concluso già in doppia cifra. Gran giro dorsale, gran canestro qui per Claire Giacomelli, anche lei giocatrice giovane, classe 98, tornata a Castelnuovo dopo una parentesi in A1 a Torino lo scorso anno, con 24 presenze in questa stagione, sono 6 e 4 rimbalzi di media, dunque sopra media in questo match. Claire Giacomelli, talento senz'altro da seguire. Intanto qualche difficoltà per Gaetani, che deve sparare questo pallone che scavalca il tabellone a un secondo dal termine del cronometro di 24 secondi. Esce Algeri, intanto torna in campo Tai Madonna per questo finale di partita. Pensavamo fosse sostanzialmente già terminata la partita di Madonna, che invece deve ancora essere protagonista in questo finale. Campo anche per Valentina Zucca, che rileva Michela Serra dall'altra parte per il Cus. Claire Giacomelli a eseguire la rimessa dal fondo, a smarcarsi Repetto, riceve il pallone, ancora Repetto, tende l'uscita dai blocchi da parte di Giangrasso, poi fa tutto da sola. Buon palleggio, arresto e tiro qui per Repetto. La sua conclusione però è lunga, è già ripartita Valentina Zucca, prova ad attaccare Giangrasso, non c'è spazio, viene attaccata anche da Giacomelli, poi riceve il pallone in punta qui Sorbellini, prova a mettere palla per terra, il passaggio per Gaetani, che voleva poi una riapertura non semplice da quella posizione, sola sotto canestro. Vitali fa saltare Sorbellini, sfortunata però è anche un po' poco fredda nell'appoggio a canestro. 62-35 il punteggio, 1-15. Poi, come detto, saremo in campo per le interviste post partita. Ora il 5 tra Vitali e il suo tecnico, i due prendono sul ridere dopo l'errore precedente, che non ha assolutamente, ovviamente non può influire sulla prestazione né di Vitali né tantomeno della Eco Program, largamente vittoriosa in terra sarda. Quest'oggi sale a quota 6, dunque Castelnuovo Scrivia che si affaccia nei quartieri alti della classifica. Chissà che non riesca la formazione di Fabio Pozzi a eguagliare o magari a migliorare la stagione precedente, conclusa con il 7° posto al termine della regular season, dopo una battaglia per l'accesso alla post season che l'ha visto a lungo protagonista anche un'altra squadra sarda come il San Salvatore Selargius. E poi tanto fallo in attacco da parte di Madeddu, probabilmente in questo caso per il Cus. Dicevamo cammino prodigioso nei playoff, eliminata in 2 partite la Scotti Empoli, che si presentava con dichiarate ambizioni di promozione.
poi una serie bellissima contro Ferrara, conclusa solamente in gara 3 con l'eliminazione, stagione comunque da incorniciare per Castelnuovo, la sua terza partecipazione consecutiva alla Serie A2. Ultimi 40 secondi della partita, intanto errore qui da parte del CUS ancora con Anna Santoru. 30 secondi al termine, Tai Madonna vuole comunque lavorare fino all'ultimo. Qui battuta con la finta Gaetani, cerca poi di riaprire per Repetto, vediamo se arriva il canestro da parte di Sorbellini, che trova la gioia dei primi punti in Serie A2 con questo lay-up con la mano destra. 62-37, 8 secondi al termine. Non crediamo voglia prendere l'ultimo tiro Castelnuovo Scrivia. Qui Repetto lascia che il pallone muoia nelle sue mani. Allora finisce così al Palacus di Cagliari. La Eco Program Castelnuovo Scrivia trova il terzo successo consecutivo. 62-37 il punteggio finale in favore della formazione allenata da Fabio Pozzi, quest'oggi vincitrice con largo merito in Sardegna. CUS Cagliari dall'altra parte che accoglie con relativa rabbia, con relativo rammarico questo stop interno, il primo su questo campo nel corso della stagione a causa delle numerose assenze che hanno reso attendibile fino a un certo punto insomma questo incontro. Ora una pausa pubblicitaria per noi, poi saremo in campo per le interviste post partita. Torniamo in diretta, sono in compagnia di coach Pozzi. Coach, terza vittoria consecutiva al termine di una prestazione d'autorità. Il CUS Cagliari aveva degli evidenti problemi a livello di rotazione e voi siete stati bravi nel sfruttarli. Sì, onore al CUS Cagliari, perché comunque in una situazione molto di difficoltà, comunque all'inizio, soprattutto nel primo tempo, ci ha creato comunque delle difficoltà con la loro intensità, con la loro voglia. Anche noi non è che fossimo messi molto bene, abbiamo Caci che ha male alla caviglia, Rosso male al ginocchio, Colli che aveva un piccolo dolore allo psoas, Corradini che è fuori 3 mesi per la spalla. Diciamo che all'inizio gli ho detto alle ragazze che era come se fosse stata una sfida tra Croce Verde e Croce Rossa. Cerchiamo di portarla a casa senza farci del male e è andata bene, poteva andare meglio, però va bene così. Al netto di tutto direi che è stata comunque una buona prestazione, soprattutto Ljubenovic che ha sfruttato spesso e volentieri dei vantaggi che avete creato per lei, è stata molto brava, direi l'MVP di questo incontro. Sì, noi sapevamo che avevano delle grosse difficoltà sotto, abbiamo cercato di sfruttarle nel migliore dei modi, lei si è fatta trovare pronta, ha giocato molto bene anche con le compagne, ha cercato di mettere in gioco anche le altre molto bene. Parliamo anche di quelli che possono essere gli obiettivi della vostra stagione. Abbiamo detto terzo successo consecutivo, lo scorso anno avete fatto sognare i vostri tifosi nei playoff, c'è spazio per magari migliorare quel risultato, per eguagliarlo? Ma adesso l'importante per noi è cercare di recuperare le infortunate che abbiamo in modo da poterci allenare bene durante la settimana come abbiamo fatto in questo mese e mezzo, e allenandoci bene con grande intensità grazie alle ragazze che hanno messo una grandissima voglia siamo riusciti a giocare anche in maniera importante in attacco. È chiaro che se adesso abbiamo delle difficoltà ad allenarci, poi man mano queste difficoltà potrebbero venire anche in partita, quindi adesso il primo obiettivo è recuperare gli infortunati, poi vediamo cosa succede e guardiamo di partita in partita. Questa era la quarta giornata di campionato, possiamo un po' fare le carte, vedere un po' quelli che sono i valori in generale per quanto riguarda il campionato di Serie A2, quali possono essere le formazioni favorite per il salto di categoria? Il livello è salito secondo me rispetto all'anno scorso, e il livello medio è salito, magari non c'è la squadra ammazza campionato,
o magari c'è, non si sa, adesso vedremo, però il livello generale è molto salito, quindi è molto difficile dire quale è ovvio che ci sono Costa, c'è Vicenza che adesso sta facendo bene, Geas ovviamente, secondo me Crema l'ho visto giocare un paio di volte, sta giocando un basket molto scintillante, diciamo, e poi sono tutte ragazze che giocano insieme da tanti anni, anche con poche giovani dentro, e quindi secondo me può essere può fare una grandissima stagione. Poi tutte le altre dietro, cioè, è un livello molto alto, vediamo. Grazie mille allora coach Pozzi, complimenti ancora per la vittoria, ancora un istante di pausa per noi, poi torniamo in diretta per sentire anche le impressioni di coach Federico Sciascia, tecnico del Cuscagliari. Nasce l'anello. A Diosa non poto riposare. Un gioiello pensato e realizzato dalla gioielleria di Sebastiano Rosas a Nuoro. L'anello a Diosa, simbolo di unione e amore per la persona che ami, lo trovi solo a Nuoro, presso la gioielleria Rosas, in corso Garibaldi 99, telefono 0784 31 102. Andiamo a sentire anche le impressioni in casa Cuscagliari con Mauro Mannoni. Una sconfitta in casa così larga non fa mai piacere, però veramente le condizioni erano proibitive, allora non si può che fare un applauso alle ragazze che sono scese in campo, soprattutto, ho detto in telecronaca, le millennials, quelle nate dal 2000 in poi. Sì, penso che abbiate già sottolineato voi, diciamo, le difficoltà dovute agli infortuni che abbiamo avuto e che stiamo vivendo. Non voglio parlare del risultato ovviamente, ma ci è servita la partita per fare un test, diciamo, per capire a che livello sono le nostre giovani, che poi è il nostro progetto principale, che è quello di far maturare un gruppo molto interessante 2000-2002, che poi vorrà costituire la squadra del futuro. Qualche bel segnale c'è stato, quindi diciamo che la partita di oggi è servita soprattutto a quello, soprattutto per creare in loro una certa consapevolezza, che probabilmente una distanza che pensavano che ci fosse, probabilmente è un po' più piccola di quella che si pensa, ecco. Questa partita, l'abbiamo detto, era ben poco attendibile a causa delle tante assenze. Quando potranno recuperare? Abbiamo visto Borsetto con il gesso, non un ottimo segnale, però parliamo anche magari di Tomasovic, di Chiara Rossi, che oggi ha effettuato comunque il riscaldamento. No, dunque nell'immediato noi contiamo e speriamo di recuperare Chiara già da martedì sugli allenamenti e Natasha Tomasovic con qualche ora in più di riposo per il gonfiore. Borsetto ovviamente c'è una frattura, anche se composta, quindi ha bisogno di un decorso naturale di calcificazione. Purtroppo pensavamo che potesse rientrare prima Sorrentino, invece anche lei è molto probabile che non riprenda prima di novembre. Alla luce anche dei vari infortuni, c'è un pizzico di rammarico per non essere riusciti a prendere quella partita a Pordenone, sfuggita per un solo punto, sarebbero stati 2 punti preziosissimi da avere in cascina. Il rammarico c'è ed è proprio come hai detto tu, con quei 2 punti oggi avremmo fatto quasi una festa, diciamo. Invece oggi ci mancano, spero che non ci manchino poi tanto alla fine del campionato. Grazie mille allora anche a Mauro Mannoni, che ci ha raccontato quelle che sono le sensazioni in casa Cuscagliari. A me non rimane altro che chiudere questa telecronaca. Vi ricordo che su questo campo c'è stata la sconfitta da parte del Cuscagliari, che ha ceduto a Castelnuovo Scrivia, che dal canto proprio invece ha ottenuto il 3° successo consecutivo nel campionato di Serie A2. Io ringrazio Andrea Farris per le immagini e per la parte tecnica. A tutti voi e l'appuntamento ai prossimi eventi targati directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.